Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per questa edizione flash con le ultime notizie dal Friuli Venezia Giulia. Una persona è stata soccorsa questa mattina dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente, infortunio sul lavoro, che si è verificato all'interno di un'attività produttiva a Monfalcone. Per caso in corso di accertamento è rimasta ferita cadendo da una scala da un'altezza indicativa di circa 2 metri. Il ferito è stato preso in carica dal personale medico infermieristico e trasportato in codice giallo con l'ambulanza all'ospedale di Catinara. Attimi di paura ieri sera per le persone presenti al cinema multisala del centro commerciale Tiare di Villesse, evacuato per un allarme incendio scattato poco dopo le 19:30. Le persone presenti sono state fatte uscire dal personale del cinema attraverso le porte di emergenza. Tutto si è svolto nella massima sicurezza. Le cause: un pacco batterie che si era surriscaldato. Saltate chiaramente tutte le proiezioni. Il cinema è stato chiuso precauzionalmente per permettere tutti i controlli prima della prevista riapertura. Non ci sarebbe stato nessun coinvolgimento di terze persone nella morte dell'iraniano di 52 anni, trovato morto impiccato al guardrail lungo la grande viabilità triestina il 24 settembre scorso. È quanto risulta dagli esami autoptici eseguiti sul cadavere, i cui esiti sono stati resi noti dalla Procura di Trieste. L'autopsia ha confermato la morte per asfissia meccanica da impiccamento e l'assenza di lesioni traumatiche riferibili all'azione di terzi. Prima di concludere questa edizione ci è appena giunta una notizia di un tamponamento tra auto avvenuto poco dopo le 11:30 lungo la strada regionale 56 a San Giovanni a Natisone, nelle vicinanze del ponte sul torrente Corno. Sul posto è giunta l'ambulanza che ha preso in carico i feriti. Secondo le prime informazioni si tratta di un codice giallo e le condizioni di salute non sarebbero per fortuna gravi. Sul posto una pattuglia della polizia locale del Friuli Orientale per i rilievi di legge, i vigili del fuoco e il soccorso meccanico per la rimozione dei mezzi e la pulizia della sede stradale. Chiudiamo qui questa edizione flash, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.